Un'ampia pagina dedicata all'inizio dell'anno scolastico con servizi ed interviste. Oggi il giorno della verità, ma nessuno si illuda sulla revoca dell'obbligo. Una interessante mostra ai nostri microfoni il direttore dei beni culturali della Curia di Agrigento. Eseguire lavori stradali non si può, malgrado i segnali di divieto, di sosta, che non bastano. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TVA. Oggi primo giorno di scuola in Sicilia, al quale dedichiamo un'ampia pagina, iniziando con gli auguri del presidente della regione Nello Musumeci. Arturo Cantella. Con l'inizio dell'anno scolastico arriva da parte del presidente della regione Nello Musumeci gli auguri agli studenti che hanno diritto di vivere pienamente l'ambiente scolastico. Il presidente della regione afferma: comincia il nuovo anno scolastico in Sicilia, l'impegno che oggi tutti dobbiamo assumere è far sì che le attività scolastiche proseguano senza interruzioni fino a giugno. Troppo alto, infatti, afferma Musumeci, è stato il prezzo pagato dagli studenti nei lunghi mesi di didattica a distanza imposta dal Covid. Le organizzazioni della scuola nella nostra regione assolutamente in linea con i parametri nazionali. Le ragazze e i ragazzi hanno diritto di vivere pienamente l'ambiente scolastico, di tornare a socializzare e a fare comunità. Auguro loro tutte le fortune, con l'avvertenza che rispettare le norme contro il Covid costituisce una garanzia per tutti, per il diritto alla salute, per il diritto allo studio. Desidero salutare, continua Musumeci, e ringraziare i dirigenti scolastici, il corpo docente e il personale della scuola, perché senza il loro impegno sarebbe stato difficile consentire lo svolgimento dello scorso anno delle lezioni. Quindi buon anno scolastico a tutti, con l'augurio che anche in Sicilia possa tornare, insieme a tutte le altre regioni italiane, alla normalità di cui abbiamo bisogno. Il coordinamento della prefettura di Agrigento per l'inizio dell'anno scolastico. Ancora Arturo Cantella. In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, che vedrà la didattica riprendere in presenza al 100%, la Prefettura di Agrigento ha provveduto nella scorsa settimana a convocare il tavolo principale di coordinamento per la didattica in presenza, previsto dal decreto PCM del 3 dicembre 2020, avviando le opportune interlocuzioni con gli assessorati regionali all'istruzione e ai trasporti, con l'ufficio scolastico provinciale, con le ditte che prestano i servizi di trasporto in favore degli studenti, con la consulta scolastica provinciale. A seguito di tali interlocuzioni e dello schema riepilogativo redatto dall'ufficio scolastico provinciale e trasmesso alle ditte di trasporto, quest'ultime dovranno provvedere a effettuare i servizi in modo da garantire che gli studenti possano entrare a scuola in un'unica fascia oraria. La prossima settimana, all'esito di un attento monitoraggio sull'andamento della situazione durante i primi giorni di scuola, si riunirà nuovamente in prefettura il citato tavolo, al fine di acquisire tutti i dati necessari per la redazione di un documento operativo aggiornato. Il prefetto, dottoressa Maria Rita Cocciufa, atteso il lavoro preparatorio, ha già posto in essere l'esistenza di un modello operativo, già testato con successo nel corso dello scorso anno, auspicando una ripresa delle attività didattiche senza particolari criticità sotto il profilo del trasporto degli studenti. E prima campanella all'Istituto Montalcini di Agrigento con la visita del sindaco Franco Micichè. Al via oggi anche ad Agrigento il nuovo anno scolastico, continua il nostro viaggio. Oggi ci siamo recati presso l'Istituto Rita Levi Montalcini, diretto dal dirigente scolastico Luigi Costanza. Stamani anche la visita del primo cittadino Franco Micichè, che ha voluto dare il suo saluto e l'augurio sia al corpo docente che agli alunni della scuola. Sì, inizia quest'anno un nuovo anno e stamattina abbiamo accolto i ragazzini delle classi dei vari settori che vanno dalla seconda a seguire, mentre fra poco alle 9 accoglieremo i ragazzi che per la prima volta si accingeranno a frequentare questo istituto con i ragazzi di primo anno. Devo dire che la situazione durante i mesi estivi è stata attenzionata per quanto riguarda l'aspetto Covid, tutto il personale risulta vaccinato, quindi non abbiamo nessun problema, fornito di Green Pass, e abbiamo messo in campo tutte le strategie opportune per iniziare questo anno nella massima sicurezza.
abbiamo sanificato tutti gli ambienti e credo che potremmo andare avanti tranquillamente senza alcun problema. L'unico problema in questo momento è che c'è qualche difficoltà per quanto riguarda il personale ausiliario, in quanto necessitiamo di qualche unità in più, atteso, come diceva lei, che gestisco ben 10 plessi e quindi il numero al momento non risulta sufficiente, però con lo spirito collaborativo che sempre il personale dà ce la faremo e siamo convinti di portare a termine questo anno scolastico nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto negli anni passati. Ecco, da un punto di vista didattico i programmi sono tanti e non semplici per coordinare l'attività dei vari plessi. Come, diciamo, gestirà queste nuove indicazioni anche dal punto di vista didattico? No, per quanto riguarda l'aspetto didattico, io mi avvalgo veramente di collaboratori, di docenti molto preparati e professionalmente eccellenti, per cui in sinergia con loro cercheremo di portare avanti tutta la programmazione didattica che abbiamo già stilato in queste giornate che hanno preceduto l'inizio delle attività. A breve, per esempio, partiranno dei progetti extracurricolari che riguarderanno le discipline di italiano, matematica, inglese, come anche l'arte, la motoria e la musica. Per cui dico, c'è tutta la buona volontà di dare a questi nostri alunni un'offerta formativa sempre più ampia e possibile proprio per il loro futuro. Ci sono stati dei riconoscimenti ultimamente? Sì, devo dire questo con orgoglio, devo dire che noi siamo stati premiati nell'edizione del Premio Alessio Di Giovanni per tutte le innumerevoli attività svolte durante questo periodo del coronavirus. L'altro ieri con orgoglio anche la mia scuola è stata premiata in occasione del 700 anni della morte di Dante, nelle giornate dantesche, quindi credo che diamo risultati concreti e questo ci viene, come dire, gratificato dalle famiglie, lo condividiamo con le famiglie, atteso che già quest'anno abbiamo istituito qualche classe in più al plesso Montessori. Come vede il futuro in questo anno post-Covid? Speriamo di uscircene. Ma bisogna essere sempre positivi, guardare, anche perché noi abbiamo dei ragazzi ai quali dobbiamo garantire un futuro migliore forse di quello che noi abbiamo avuto, quindi dico dobbiamo essere positivi, inculcare in loro la bellezza delle cose e dar loro un percorso formativo ampio, articolato, ma allo stesso tempo nel rispetto dei valori legali e della dignità dell'uomo. Era doveroso fare visita almeno a un istituto così importante, così frequentato, e naturalmente ben rappresentato anche dal dirigente, anche dalla classe dei docenti. Naturalmente l'auspicio è quello di un anno scolastico che sia più sereno degli altri anni. Naturalmente da parte dell'amministrazione comunale ci sarà massima collaborazione, cercheremo anche assieme al dirigente, assieme ai docenti, una sinergia per poter adottare tutte quelle misure preventive e far sì che possano le attività didattiche scorrere in maniera naturale. Il suo saluto a chi ci ascolta, a tutti i ragazzi di Agrigento che vanno a scuola oggi. Ma io auguro un buon inizio di anno scolastico a tutti. Ripeto che debba essere un anno scolastico della prevenzione, ma anche della rinascita. A Lampedusa si è recata in visita alla scuola Pirandello la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, Fiorella Palumbo. Ascoltiamo. Visita della dottoressa Fiorella Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, presso l'istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello a Lampedusa, retto dal dirigente scolastico Alfio Russo. La dottoressa Palumbo ha partecipato al collegio dei docenti della scuola in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Per il dottore Russo la presenza presso l'isola rappresenta il segno tangibile di un'attenzione dell'USR Sicilia nei confronti di una realtà scolastica molto complessa. L'istituto è un istituto complesso, articolato, ma molto vivace e dinamico ed è già abituato ad affrontare zone di difficoltà che sono legate alla particolare situazione geografica.
sono già arrivati i docenti nominati o trasferiti, ne manca qualcuno ancora per le rinunce che ci sono state. Iniziamo l'anno scolastico regolarmente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria primo grado e secondaria secondo grado, perché questo è l'unico istituto della provincia di Agrigento che comprende tutti e 4 gli ordini di scuola. Alla secondaria abbiamo pure l'indirizzo liceo scientifico, turistico e alberghiero, quindi si tratta di una situazione veramente articolata e che richiede un livello di attenzione notevole. Le norme Covid, com'è la situazione lì anche nell'isola, se ne risente, insomma un po' ci faccia velocemente un quadro emergenziale. Ma come tutte le scuole italiane, da lunedì noi accediamo alla piattaforma che è stata riservata per la verifica del Green Pass e quindi questa funziona e devo dire, insomma, riusciamo a verificare la situazione del personale. E poi stiamo allestendo le postazioni per ogni plesso per verificare anche eventualmente i genitori e chi dovesse entrare nelle scuole, se ci fosse motivo di farli entrare. Con lei c'è anche il provveditore di Agrigento. Mi faccia un po' il riassunto di questa sua visita a Lampedusa, come ha trovato la situazione, una situazione sicuramente particolare dovuta anche alla precarietà dell'isola. Ma intanto ieri abbiamo partecipato al collegio dei docenti di avvio dell'anno scolastico. Un buon numero di docenti era presente, certamente andranno definito in piccolissima quantità, le ultime nomine da effettuare, però ecco, la maggior parte del personale è già stata individuato, i soggetti di ruolo docentiati hanno già preso servizio, quindi la scuola è pronta per ripartire. Ieri si è tenuto un collegio dei docenti anche all'esterno, nel massimo rispetto delle regole Covid, il personale è molto motivato, quindi quello che ci auguriamo è che tutto possa partire nel miglior modo possibile. Certamente poi l'isola è caratterizzata da aspetti di difficoltà, ma che anche con una percentuale di personale aggiuntivo sicuramente verranno superati nel miglior modo possibile. Un quadro provinciale, così giusto per avere un'idea complessiva della situazione in nostra provincia? Ma guardi, l'attività è pressoché pronta quasi dappertutto, è stata fatta una prima tornata di supplenze annuali e stiamo procedendo nel completarle, quindi la maggior parte del personale è nominato per tutta la provincia di Agrigento, ci si è già attivati per le dovute attenzioni per i mezzi di trasporto e il rapporto con la prefettura, insomma è abbastanza consolidato e sembra che tutto stia per procedere in modo abbastanza sereno. Adesso vedremo domani, però le principali difficoltà ci sembrano essere presidiate, quindi ci auguriamo che tutto proceda nel miglior modo possibile, quindi ci sono tutti gli elementi per poterci augurare che si realizzi, ecco. E così inizia il terzo anno scolastico al tempo del Covid-19. Ma come sarà? Difficile rispondere al momento, certamente la scuola è cambiata e non di poco. Ne ha parlato Stefano Suraniti, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, ai colleghi di Blog Sicilia. Le lezioni sull'isola iniziano in presenza per le scuole di ogni ordine e grado con l'applicazione di misure organizzative che garantiscono la sicurezza di studenti, famiglie e personale della scuola stessa. È un'ulteriore importante occasione di far rivivere pienamente il senso di comunità educante alla scuola, ammette Suraniti. Con il decreto Sostegni bis sono state stanziate a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli enti locali le risorse per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022. Sono stati assegnati agli enti locali siciliani quasi 24 milioni di euro finalizzati a lavori di edilizia, affitti e noleggi di strutture temporanee da destinare alle attività didattiche. È stato anche istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021-2022 destinato alle istituzioni scolastiche statali per l'acquisto, tra l'altro, di servizi professionali per la sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza, per l'assistenza
assistenza medico-sanitaria e psicologica e per l'adattamento degli spazi interni ed esterni, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria, sanificazione. Alle scuole della Sicilia la somma complessiva assegnata è di circa 33 milioni di euro, per consentire alle istituzioni scolastiche la pianificazione flessibile di tempi e spazi necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività. All'isola siciliana sono stati assegnati circa 32 milioni per il conferimento di ulteriori incarichi temporanei dalla data di presa di servizio e fino al 30 dicembre prossimo a personale docente con contratto a tempo determinato, di personale amministrativo tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato per le finalità connesse proprio all'emergenza epidemiologica. Rispetto allo scorso anno è stata anche realizzata un'importante campagna di vaccinazione che ha coinvolto il personale scolastico e gli studenti della fascia d'età dai 12 ai 19 anni. A circa il 90% del personale docente è stata somministrata la prima dose del vaccino. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore incremento della percentuale di personale vaccinato. Ritengo fondamentale, continua ancora Suraniti, ricordare che la vaccinazione rappresenta un importante gesto di responsabilità individuale e collettiva. Gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. È inoltre raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici scolastici non lo consentano. È sempre raccomandata anche l'igiene delle mani con soluzioni alcoliche. Green Pass obbligatorio per prof e personale scolastico, realizzata anche, lo ricordiamo, una piattaforma ministeriale per le verifiche. I dirigenti scolastici però invocano maggiore chiarezza. E cambiamo argomento. Da metà ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per accedere nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Questo quanto verrà deciso dal governo entro oggi. E sono previste pesanti sanzioni per chi si presenta al lavoro senza il certificato verde. La sanzione può arrivare anche a 1.000 euro. Non si potrà licenziare per fare contenti i sindacati, ma si potranno sospendere dal lavoro gli inadempienti. È chiaro che non si potranno violare le disposizioni tirando a lungo la corda. Tra Vincenzella e Villaseta, in territorio di Porto Empedocle, c'è un ponte che vediamo nelle foto, per il quale si teme la stabilità a causa degli impalcati ammalorati. L'associazione Mare Amico ha chiesto all'ANAS di verificare la situazione che preoccupa gli utenti. Cattedrale di Agrigento, una mostra sugli antichi libri liturgici della Chiesa agrigentina. Arturo Cantella. Presentato ieri in cattedrale la mostra degli antichi libri liturgici della Chiesa agrigentina dal XVII al XX secolo. È stato allestito un percorso espositivo alla conoscenza del patrimonio artistico e archivistico custodito negli istituti di cultura dell'Arcidiocesi di Agrigento. Inaugurato nella Cattedrale di Agrigento lo spazio espositivo con i libri liturgici della Chiesa agrigentina XVII-XX secolo. È all'interno del percorso MABI, Museo, Archivio e Biblioteca della Diocesi uniti insieme per presentare un progetto pastorale e anche un progetto culturale. All'interno del percorso documenti dell'archivio della fine del 1500, messali e pontificali della cattedrale e anche un Vangelo della biblioteca diocesana. Non solo una proposta culturale ma pastorale prima di tutto per le nostre comunità, ma anche una proposta per quanti venendo qui in cattedrale vedranno arricchita la visita oltre che alle torri, alla torre medievale, alla torre Montaperto, alle sarcofagi di Ippolito e Fedra e ai sarcofagi classici, alla ex aula capitolare, alla bellezza stessa della cattedrale con la diversità dei suoi stili, e anche questo piccolo spazio che dice la storia di una comunità che è viva e che attraverso la lettura della tradizione liturgica ancora oggi afferma di se stessa la sua dimensione di fede e la sua dimensione culturale. Per gli aggressori di un poliziotto adesso è arrivato il DASPO a Messina. Prosegue l'azione di contrasto a episodi di violenza urbana. Sono 14 i divieto d'accesso alle aree urbane, firmati negli ultimi giorni dal questore di Messina, a seguito di approfondita attività istruttoria della Divisione Anticrimine di Messina.
Nello specifico, 2 provvedimenti, della durata rispettiva di 1 e 2 anni, sono stati adottati nei confronti di 2 ventenni messinesi. La notte del 2 settembre scorso, infatti, i 2 giovani si erano resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, davanti all'ingresso di un locale pubblico, sito in via Consolare Pompea, dopo aver peraltro discusso animatamente con gli addetti alla sicurezza del locale prospiciente. In particolare i 2 hanno aggredito il poliziotto, dopo che lo stesso si era qualificato nel tentativo di calmarli, per evitare che, con il loro atteggiamento arrogante e provocatorio, recassero pregiudizio agli avventori presenti. L'operatore di polizia a seguito dell'aggressione ha riportato ferite, successivamente giudicate guaribili in 14 giorni salvo complicazioni. Peraltro, uno dei protagonisti dei gravi disordini ed atti di violenza non potrà accedere per la durata di 1 anno a 2 locali pubblici siti sulla via Consolare Pompea. Ne potrà stazionare nelle immediate vicinanze. Degli stessi, l'altro responsabile, invece non potrà accedere per la durata di 2 anni a tutti i locali pubblici presenti nel territorio della provincia di Messina, ne potrà stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Ulteriori provvedimenti sono stati emessi nei confronti di 4 persone, residenti a Mistretta e 3 residenti a Tusa, in quanto resisi autori di una rissa consumata all'interno di un esercizio pubblico nel comune di Tusa, la notte del 10 luglio scorso. Tutti i responsabili, per 1 anno, non potranno accedere al predetto locale né stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso. Ascoltiamo il presidente regionale di Confindustria, Gregori Bongiorno. Le sfide che abbiamo di fronte sono tantissime e complicate. C'è un tema sull'occupazione che è di grande interesse nostro, di interesse direi della regione e del paese. I dati sono sconfortanti nonostante una ripresa di natura economica che segna un più 6% in ambito nazionale. Anche la Sicilia è in ripresa, ma i dati sull'occupazione rimangono comunque sempre negativi. Molto viene anche influenzato da aspetti che riguardano il famoso reddito di cittadinanza, di cui per adesso si parla tantissimo. Il rischio che abbiamo sollevato come mondo delle imprese è che molta gente si sta disabituando a cercare il lavoro. Molta gente che avrebbe dovuto, secondo questa norma, essere formata per riqualificarsi e trovare lavoro, questa riqualificazione in concreto non c'è stata, e quindi in quei settori che stanno ripartendo, in quei settori che diciamo per il futuro della Sicilia e per il paese rappresentano una novità importante, mi riferisco alla digitalizzazione, a tutto quello che riguarda innovazione, ma anche l'export, che è quello che soprattutto sull'agroalimentare non solo ha tenuto benissimo in Sicilia, anche nel periodo della pandemia ha perso appena lo 0,1%, in tutti questi settori che sono, ma aggiungiamoci anche la transizione ecologica, quello che riguarda l'economia circolare, tutti i pilastri del famoso PNRR, su cui si fonda in qualche modo la ripresa e i finanziamenti per il nostro paese e per la Sicilia, queste figure ai noi mancano. Serve quindi un maggiore rapporto e un raccordo anche col mondo delle scuole, delle università, affinché possano essere formate le figure giuste per evitare che appunto i tanti, e ormai parliamo di migliaia di ragazzi, lasciano la Sicilia per andarsi a formare altrove e non ritornino perché hanno trovato lavoro in altre regioni d'Italia. Questo fenomeno ai noi è molto diffuso. C'è uno studio dello Svimez che ci dice che se la situazione economica in qualche modo e congiunturale della Sicilia rimarrà questa, e con quest'esodo dei giovani nel 2050 ci sarà 1 milione e meno di popolazione, quindi scenderemo a malapena a 4. Questi sono, come dire, campanelli d'allarme che devono fare riflettere tutti, non solo noi associazioni datoriali, ma anche le organizzazioni sindacali con cui abbiamo uno stretto rapporto, ma anche la politica regionale in particolar modo, che è quella che in qualche modo può incidere sulle sorti economiche e occupazionali della nostra regione.
tutto pronto per questa nona edizione della giornata tricolore, che è proprio qui a Villazzina, quindi diciamo una sorta di lancio e di invito per essere presenti a questa iniziativa, appunto, che quest'anno affronterà il tema dell'Europa. Perché esserci? Un momento di riflessione, di ragionamento. Esserci vuol dire sviluppare proposte, considerazioni. Esserci significa manifestare appunto non solo la presenza fisica, ma l'adesione a dei valori importanti che sono legati, nel caso del premio, appunto, a questo contrasto della mafia, alla giornata tricolore, a tutte quelle idee che ruotano attorno appunto all'idea di patria, all'identità nazionale, all'interesse nazionale che noi ogni anno portiamo avanti attraverso la giornata tricolore. Un appuntamento ormai dalla destra italiana radicato. Sì, direi che ormai da questo punto di vista siamo riconosciuti a livello nazionale, quindi ogni anno scendono un po' da tutta Italia per partecipare, e questo vuol dire che insomma questo obiettivo è stato raggiunto. Nel contesto, come ogni anno, assegneremo il premio per la cultura della legalità, e quest'anno verrà assegnato a Tina Montinaro, presidente dell'associazione Quarto Savona 15, che è il nome in codice dell'auto che purtroppo saltò in aria con il marito, che era il caposcorta di Giovanni Falcone. Ecco, ancora una volta all'interno della nostra manifestazione focalizziamo un momento importante per la nostra terra di Sicilia, che è proprio non solo fare memoria viva di un contrasto alla mafia che è nel DNA del centro studi dinogrammatico, ma è soprattutto mettere in evidenza, ecco, tutte quelle figure, tutte quelle persone che continuamente si spendono, e addirittura nel caso della Montinaro in giro per l'intera Italia, per mettere in evidenza che ci sono valori talmente forti, talmente importanti, che non possono essere né trascurati né tantomeno dimenticati, ma che devono essere portati avanti. Ecco, il nostro premio si inserisce proprio in questo ragionamento, quello proprio di riconoscere a queste figure così importanti per la storia d'Italia un merito, che è il merito appunto di non demordere, di non arrendersi, ecco, di non rassegnarsi dinanzi a questa mafia, che è diventata una mafia trasparente, che sostanzialmente non si vede più, ma che purtroppo, come tanti di noi sappiamo, invece è ben presente nei gangli della società siciliana e anche oltre, perché ormai è diffusa un po' dovunque. Ecco, è un altro momento significativo della giornata tricolore a cui noi ci teniamo in maniera particolare, e il premio oltretutto è una piccola quercia fatta con il marmo di Custonaci, proprio la quercia per rappresentare quelle radici così profonde che sono le radici appunto valoriali dell'antimafia, quella vera, non quella parolaia, non quella di facciata, ma quella che in maniera anche per certi aspetti silente si manifesta giorno dopo giorno in tante fasce della società, portata avanti da tantissime persone che magari non hanno o non cercano, che forse è meglio dire così, l'altare della cronaca, ma è un momento invece di grande importanza da sottolineare. Ecco, il premio quest'anno a Tina Montinaro è la summa, la sintesi di tutto ciò che ho appena detto. E adesso la pausa per la pubblicità, tra poco insieme. In qualsiasi città d'Italia il segnale di divieto di sosta con rimozione appositamente collocato per eseguire lavori di pubblica utilità viene rispettato, e chi non lo fa, come sanzione, riceve la rimozione del mezzo con tutte le conseguenze accessorie. Il discorso purtroppo non riguarda gli agrigentini, che come al solito ignorano la segnaletica tanto da costringere il sindaco a chiedere la loro collaborazione per eseguire la pulizia di una strada. Sicuramente troppo buono il primo cittadino di Agrigento con i suoi concittadini maleducati. E le foto diffuse dallo stesso sindaco si commentano da sole e dicono come dalle nostre parti la legalità esiste solo a parole. Le vie dei tesori a Messina, la quinta edizione. Siamo giunti alla quinta edizione di questa vera e propria vetrina per Messina, perché il valore importante della partecipazione di Messina a Via dei Tesori è che alla fine è una vera e propria vetrina della nostra città a carattere regionale e nazionale, perché ormai il festival ha raggiunto i confini dell'intera penisola e quindi c'è una grande visibilità per tutti i luoghi che partecipano al festival. Anche quest'anno ci sarà la possibilità di visitare luoghi sia conosciuti sia meno conosciuti o comunque poco fruibili, perché alcuni siti hanno ancora delle difficoltà di apertura per tutto l'anno, però per le Vie dei Tesori si può accedere in maniera facile e comoda. Per esempio Forte San Salvatore,
che può essere visitato tutto l'anno, ma facendo richiesta, in queste 3 fine settimana l'accesso è più facilitato grazie anche alla presenza dell'ATM che garantisce il servizio di collegamento tra l'ingresso e il forte, e quindi in questi giorni il messinese può riscoprire Forte San Salvatore, come tanti altri luoghi. Quanto si fa in occasione del festival non potrebbe essere replicato in maniera ordinaria, in maniera strutturata durante l'anno, perché ci sono queste occasioni che ci pongono dinanzi alla nostra attenzione la possibilità di poter visitare dei luoghi, però poi durante tutto l'anno non ci sono queste attrazioni. Certo, il Festival delle Vie dei Tesori offre alla cittadinanza, alla regione un mese, meno di un mese, ma da noi a Messina un programma del genere potrebbe essere replicato per tutto l'anno, ma questo spetta agli enti competenti e alle varie associazioni. Infatti da ormai 5 anni ogni volta si parla, si dovrebbe fare tutto l'anno, ma facciamolo, organizziamoci, perché ripeto, i tesori a Messina sono tanti e gran parte di questi tesori rimangono sempre chiusi, senza un coordinamento di aperture. Qui siamo alla chiesa di San Giovanni di Malta, che è inserita nei vari itinerari, nelle varie proposte quest'anno, ma è anche l'hub, il punto di riferimento, l'infopoint. Vediamo la presenza di giovani. Ecco, questo tipo di attività culturali potrebbero essere anche occasione per dare un sostegno economico, per sviluppare delle attività che possano sostenere i giovani della nostra città. E infatti l'arma vincente di Vie dei Tesori sono stati sempre i volontari e i giovani delle scuole, perché quello che ci dice sempre Laura Anello è che la grande novità, la grande differenza di Vie dei Tesori è che i luoghi vengono raccontati dai volontari, dagli esperti e anche dai giovani delle scuole. Anche quest'anno, nonostante le limitazioni del Covid, abbiamo fra di noi dei ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro del liceo classico Mauro Ligo. Sono pochi ma importanti, che sono distribuiti in alcuni dei nostri siti. E poi quindi l'esperienza importantissima e formativa dell'alternanza scuola-lavoro. Poi anche i vari cassieri che hanno un rimborso spesa, quindi per evitare ennesime un po' così cattive informazioni, i cassieri che fanno servizio nei vari luoghi hanno un rimborso spesa, come hanno un contributo anche i vari luoghi. Bene, è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci.